Buongiorno Presidente Zaia. Buongiorno a tutti. Lasciamo alle spalle il 2013, un anno difficile, un anno segnato da drammi, da problemi legati al lavoro e all'occupazione. La Regione fa la sua parte. Il Veneto è indicato come la regione che potrebbe trainare ancora una volta il Nord-Est. Ma lei cosa vuole fare e cosa chiede al Governo nazionale per una ripresa effettiva? Ma guardi, noi abbiamo innanzitutto lasciato e lasciamo alle spalle un anno che non è da ricordare, è da scrivere nelle pagine nere degli annali. C'è anche da dire che guardiamo con positività il 2014, degli indicatori ci dicono che comunque qualcosa si sta muovendo e questo è positivo. E ci sono delle aziende che comunque iniziano a dire è ripreso il fatturato. Abbiamo il problema dei 170.000 disoccupati e di quello che sono poi dare le risposte alle famiglie, ai cittadini, ai tanti giovani. Per cui io penso che noi abbiamo i fondamentali per affrontare non solo la crisi, lo abbiamo dimostrato in questi anni, ma affrontare anche una ripresa, perché anche la ripresa richiede fondamentali. E dall'altro ci serve un governo che sia assolutamente tonico, che risponda alle esigenze del territorio. Il Veneto ha 600.000 partite IVA e ha necessità di poter stare sul mercato. Una tassazione media del 68,5%, che è la tassazione media nazionale come pressione fiscale, contro una media europea del 44%, ti fa capire che noi abbiamo più di 20 punti di differenza rispetto ai nostri partner europei. Quindi c'è poco da dire. La Germania va bene, cioè sì, toglimi il 24% di tasse e ti dimostro che anche il Veneto va bene. Questo è quello che noi chiediamo. Chiediamo che i virtuosi siano premiati, in un paese nel quale i virtuosi non sono premiati. Questo è il paese dove si premia Caino e si bastona Abele. Ma non c'è un rischio che il 2014 sia anche un anno interamente dedicato alla campagna elettorale sia sul fronte nazionale che sul fronte regionale, alla luce del fatto che nel 2015 si andrà alle elezioni? Ma questo è un rischio concreto di un paese malato e sicuramente sarà così. Non sarà da parte mia perché mi sono guardato bene nei 3 anni e mezzo precedenti di parlare di segreterie politiche, di andare a candidarmi ogni volta a qualcosa. Penso che gli amministratori debbano fare gli amministratori. I veneti hanno votato un governatore a tempo pieno e ce la varranno fino all'ultimo minuto. Se qualcuno vuole fare campagna elettorale in Veneto la faccia, io non ho tempo da perdere. Anche perché, senta, se dopo 5 anni che tu hai fatto amministrazione, hai aperto gli ospedali di notte, hai fatto le riforme, hai messo in piedi una leva finanziaria di 9 miliardi di euro per le nostre imprese, hai finanziato 10.000, oltre 10.000 imprese, hai affrontato l'alluvione sostenendo 10.040 imprese e famiglie, hai fatto 925 cantieri per l'alluvione e molto altro ancora. Se tu hai bisogno, dopo aver fatto tutto questo, di fare anche, fra virgolette, la canonica campagna elettorale per farti riconfermare, io dico, me ne guardo bene, i veneti sono persone intelligenti, sapranno valutare, gli piace, non gli piace, hanno la possibilità di farlo in cabina elettorale, ma io sinceramente di perdere il mio tempo, e ne ho poco, anche per fare queste robe non ce n'ho, io sono qui per lavorare e lavoro fino all'ultimo. Ma lei dà un segno nuovo, cioè una politica che guarda all'amministrazione delle cose e non alle segreterie dei partiti. Ma guardi, non sono dichiarazioni ruffiane, anche perché dopo 3 anni e mezzo che lo dico la gente ha capito che lo faccio sul serio, perché io ero potenzialmente candidato alla segreteria nazionale, potenzialmente potevo fare il candidato alla segreteria federale, potenzialmente, però poi alla fine dicevo sempre guardate che vi sbagliate, perché io non sto pensando a queste robe e l'ho dimostrato con i fatti. Guardi, la verità è che Superman non esiste, quindi tu quando fai una roba la devi fare bene. Quelli che fanno tante cose, fanno credere che le fanno bene, le fanno tutte male, perché poi si vedono i risultati. Cioè la Regione ha 2 milioni di accessi ai pronto soccorsi all'anno, ha 100.000 persone che viaggiano sui treni ogni giorno, ha 94.000 dipendenti della sanità, abbiamo centinaia di migliaia di chilometri di strade, abbiamo 75 ospedali, l'ambiente, 170.000 disoccupati, un ragazzo su 4 sotto i 30 anni che non trova lavoro e 2 sono precari. Lei mi creda che con tutti questi problemi e queste emergenze uno non è che ha tempo di distrarsi, guardare in giro, prendere l'aereo tutti i giorni, andare a Roma in TV, a fare comparsate e altre robe. E bisogna stare qui sul pezzo, testa bassa e pancia a terra e avanti. Ci sono le condizioni per indicare 2 o 3 capitoli certi da realizzare entro il 2014 che vedano la Regione Veneto protagonista?
Ma guardi, una battaglia che stiamo facendo è quella di tenere alzate le serrande delle nostre imprese. Sembra quasi utopica, no? Ma se si abbassa una serranda si perde occupazione, si perde ricchezza del territorio. Come dicevo prima, 600.000 imprese sono un grande valore e c'è un binomio unico, impresa-lavoratore. Qui da noi l'80% delle imprese ha meno di 15 dipendenti, quindi c'è un sodalizio tra datori di lavoro e lavoratori. Qui non c'è conflitto sociale, non c'è lotta di classe. Noi non abbiamo il grande modello di sviluppo fordista delle grandi multinazionali. Da noi qui ci sono imprenditori che hanno iniziato da operai e pian piano negli anni si sono trovati datori di lavoro dei loro colleghi o dei loro amici. Questo è quello che è accaduto in Veneto, un fenomeno unico che ci porta a essere leader. Quindi tenere su queste serrande, lavorare ancora sul fronte del sostegno, del finanziamento, l'accesso al credito, grande partita e il tema delle banche rispetto alle nostre imprese. Questo è fondamentale, quindi la nostra finanziaria regionale che oggi è tonica e lavora. 2, lavoro giovani. Giovani dobbiamo aiutarli, da un lato a entrare agevolmente nel mondo del lavoro e lo facciamo con gli strumenti che abbiamo. Dall'altro io sostengo che si debbano anche finanziare le start-up, cioè le nuove attività, perché i giovani che aprono la partita IVA oggi saranno i grandi datori di lavoro di domani. Se noi non abbiamo partita IVA da qui ai prossimi 10-15 anni andiamo a depauperare tutta la ricchezza del territorio e questo ancora non è un fatto letto, no? Perché noi ancora misuriamo il fatturato di chi c'è, ma noi dobbiamo misurare il fatturato in proiezione di chi ci sarà, che darà occupazione. E poi la grande attenzione alle famiglie, a tutto quello che è sociale. Le dico che comunque in generale basterebbe una cosa sola, se noi fossimo indipendenti, se potessimo decidere a casa nostra come fanno a Trento e Bolzano, io vedo che lì è difficile che qualcuno chieda l'indipendenza, perché sono già indipendenti. I veneti chiedono l'indipendenza o quantomeno chiedono di poter fare un referendum anche per poter dare un segnale. I padri della Costituzione, padri costituenti, nel 1948 hanno scritto una Costituzione autenticamente federalista. Einaudi diceva ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che si spetta. Però poi la verità è che questo centralismo ha colpito regioni virtuose come il Veneto. Noi paghiamo 21 miliardi di tasse all'anno e non capiamo per quale motivo a noi non debba essere riservato un trattamento di favore, che è quello di poter essere indipendenti nelle nostre scelte, indipendenti nell'investire le nostre risorse, indipendenti nel fare scelte strategiche per il territorio, indipendenti nell'avere rapporti a livello internazionale, indipendenti nel scegliere il nostro futuro. E questo io spero che prima o poi accada, perché poi non è un fatto di egoismo. Noi conosciamo la solidarietà nazionale, la sussidiarietà, però non possiamo più accettare che un pasto in ospedale in Veneto costi 6,5 euro e in giro per l'Italia 60-80 euro. Quindi indipendenza, autonomia non significa secessione da una parte e dall'altra. Come si collega a questo suo discorso l'immagine della macro regione che vede Piemonte, Lombardia e Veneto unite? Ma guardi, la macro regione innanzitutto è una cosa legale, perché qualcuno sta dipingendo come una roba da mettere sui fumetti, no, è una roba legale riconosciuta dall'Europa e va a costituirsi proprio con il tema, già da Maastricht nel 1992, Maastricht diceva, proprio per evitare che gli stati sovrani comprimessero troppo le autonomie locali e le identità locali, valorizzava le aggregazioni, cioè tutto quello che sarebbe stato poi la creazione di macro aree. Lo diceva anche George Lukács, che è stato storiografo ufficiale di Churchill, ungherese, ovviamente naturalizzato americano, e diceva l'Europa del futuro sarà come la Svizzera, quella dei cantoni, non sarà più quella degli stati nazionali. Ma lo capiamo, noi abbiamo rapporti con la Carinzia in maniera normale, quotidiana, ce li abbiamo con il Friuli Venezia Giulia, ma poi assieme al Friuli Venezia Giulia con la Slovenia e la Croazia e quindi l'Istria in generale. Quindi per dire che comunque le idee camminano sulle gambe degli uomini e noi vogliamo vedere questa nuova Europa che è quella della valorizzazione delle grandi intese territoriali. E lo dico anche da presidente dell'Euroregio Senza Confini, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Carinzia, che stiamo facendo grandi lavori proprio con questa intesa. Quindi la macro regione va in questa direzione. Le faccio un'ultima domanda e la riporto sui temi nazionali. C'è un ritardo da parte della politica nazionale a comprendere quelle che sono le istanze vere delle persone? Ma guardi, io ho l'impressione che se tu vivi quotidianamente in mezzo al popolo, vivi le sfide del popolo. Quando vedi alcune scelte capisci che c'è qualcuno che quando scrive le leggi non vive le sfide del popolo.
E penso che i cittadini abbiano dato, noi cittadini in generale abbiamo dato dei segnali unici, no? Vogliamo scegliere i nostri rappresentanti in Parlamento, debbono essere di meno, magari metà o anche meno della metà, perché è un Parlamento con più di 1 migliaio di persone. Dovremmo fare come ha fatto il Veneto 3 anni fa, che ha deciso di fare una nuova legge elettorale. I veneti andranno a votare con una legge che lascia ai veneti scegliere i propri rappresentanti e non ai partiti. Se questo si fosse fatto a livello nazionale saremmo all'avanguardia. Abbiamo ridotto i consiglieri e se si fosse fatto a livello nazionale avremmo metà parlamentari e abbiamo anche bloccato il numero dei mandati. Io sono per il blocco del numero dei mandati dei parlamentari, come accade per il sindaco, come accade per il presidente di provincia e come accade per il presidente della regione in Veneto, visto e considerato che io ho chiesto fosse limitato a 2 il numero dei mandati. Penso che questi siano dei segnali e poi ovviamente a Roma devono far pagare gli spreconi, questo ancora non lo si fa.